Nome. Davide, Angelo, Nome d'arte. Monti. Cobra con la K. A parte il nome d'arte Monti, però ne ho molti altri. Il nome d'arte principale è Monti comunque. Quali altri nomi d'arte Al hai? 100% Cobra Vabbè dai, con la K. ricominciamo. Vabbè, dopo taglio. Spiegazione del nome d'arte. È un soprannome da quel che mi ricordo, è un soprannome datomi durante la scuola. Perché c'era una somiglianza tra un protagonista di un vecchio programma televisivo chiamato Pupa e Secchioni. Pupa e Secchione. Ma è un po' diverso, mi hanno chiamato Cobra perché mi avvicinavo spesso alle ragazze e ci riparlavo anche quando che non si accorgevano nel momento che arrivavo da dietro. O perché sei velenoso come un cobra. Anche perché sono velenoso come un serpente. Preferenze sessuali. Femmine. Femmine. Chi dei due ha avuto più femmine, secondo te? Lui. Lui. La cosa più folle che hai fatto? Tante. Stare a elencarne qua, insomma. Viene una, la cosa più folle che hai fatto. Fare sesso nei bagni pubblici su un bar. Quante ragazze hai scopato? No, passo. Adesso sincero, una ventina, non so qua non le ho contate. Il posto o l'occasione dove hai fatto il sesso più trasgressivo? Passo. Al mare. In acqua, a mezzanotte e mezza. Hai mai fatto sesso a pagamento? Aspetta. In un magazzino. Ok. Hai mai fatto sesso a pagamento? Mi è capitato. Anche a me. Età. 26. 31. Il tuo tallone d'Achille. Non me lo ricordo, non mi viene in mente. La simpatia. Ok, dimmi i tuoi 2-3 pregi tuoi. So ascoltare, se qualcuno mi chiede un aiuto io glielo offro molto volentieri, molto volentieri. Poi Più vicini. Io sto a ascoltare, mi piace parlare le persone alle quattro occhi, in pratica. E ascoltare musica. Ah, è un pregio, ok. aspetta, Dimmi un tuo difetto. sono pigro. Non ho difetti. Non difetti. Il tuo hobby. Correre in bici, soprattutto correre in bici. Canzoni e andare a pescare. Il tuo cantante preferito. Beh, come rap principalmente mi piace Noise e Murubutu. A me Fabio Fibra. Se fossi in un'isola deserta e potessi portare solo 3 cose, cosa porteresti? Da bere e da mangiare una figa. Da bere e da mangiare una ragazza. Uguale, insomma. Se ci fosse la fine del mondo e potreste salvare solo 3 persone, chi porteresti in salvo? Iron, Vega e la Viviana. Prima gli amici e... No, 3 persone hai, Angelo, 3 persone. 3 persone. Una ragazza che mi piace. Ti ha togli a palpi, insomma. Sì. È il mio migliore amico. E botte. Grazie, quindi se va a morire mi so salvo. Fate un saluto. Bella, Ciao. bella ragazzi. Belle ragazze.